Arrivano finalmente i finanziamenti a favore delle imprese debitrici della pubblica amministrazione veneta dopo l'approvazione del decreto legge 35 cosiddetto del fare. Quasi 1 miliardo e 200 milioni di euro saranno a breve sbloccati. Una notizia positiva per aziende e comuni, anche se c'è chi prevede che finiranno presto. E per rimediare alla carenza di risorse è necessario sbloccare il patto di stabilità. Per la CNA Veneto purtroppo le tante lungaggini burocratiche e procedurali hanno costretto molte aziende a chiudere l'attività. Importante questo, importante perché sono risorse nostre, risorse del nostro territorio che possono essere spese per pagare quelli che sono stati gli investimenti sul nostro territorio. Lo sblocco dei finanziamenti sono purtroppo un risultato parziale perché non sana all'origine la causa della morosità della pubblica amministrazione, che è il patto di stabilità che nel 2014, se non verrà modificato, ricreerà la stessa identica situazione. In Veneto i comuni che beneficeranno di questo strumento sono 460, pari all'85% delle amministrazioni municipali soggette al patto di stabilità. E finché si produce sempre meno, l'economia andrà sempre più a picco. Si blocca alla fine del 2013 anche questa possibilità di poter spendere ancora le nostre risorse per i nostri investimenti. Il 2014, se non viene risbloccato il patto di stabilità, noi siamo peggio di prima, proprio perché si ritorna a bloccare l'economia del nostro territorio. E per Conte la soluzione è una sola. Questo patto di stabilità crea grossi problemi agli enti locali che sono stati virtuosi. Chi è stato bravo viene sempre penalizzato. Dobbiamo cambiare questo.